La questione del presente e del futuro della Biblioteca Assata deve essere al centro di una riunione del Consiglio Comunale di Nuoro e non analizzata a Cagliari. È quanto sottolinea in una nota il consigliere comunale di opposizione Pierluigi Saiu, che ha inviato una nuova richiesta di convocazione dell'Assemblea cittadina. Questa dopo che la prima richiesta, inviata qualche settimana fa dai consiglieri di opposizione al Presidente del Consiglio Fabrizio Beccu, non era stata accolta a causa di problemi regolamentari, per l'indisponibilità del commissario del Consorzio a presenziare e per la mancata risposta dell'assessore alla cultura della Regione. Per Saiu sul Consorzio Assata il Consiglio Comunale non può rimanere a guardare, non può permettere, si legge nella nota, che di questa vicenda si discuta solo nelle stanze cagliaritane senza che nessuno ne sappia niente. Da qui l'iniziativa di chiedere al Presidente del Consiglio di convocare ugualmente l'Assemblea, lasciando vuote le sedie del commissario e dell'assessore alla cultura. È giusto, secondo Saiu, che i rappresentanti eletti dalla comunità ne discutano. Credo che sia giusto che partecipino anche i cittadini. Un consiglio da convocare in biblioteca, scrive Saiu, insieme ai dipendenti il cui futuro è ancora incerto, insieme ai cittadini che vorranno partecipare. Secondo Saiu non è una questione regolamentare, i cavilli non possono essere un alibi per giustificare una fuga dalle proprie responsabilità. Sulla vicenda si registra anche la presa di posizione di Torre Sulas, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, che critica la mancata convocazione dell'Assemblea. Sulas ricorda all'amministrazione comunale che il 31 ottobre c'è una scadenza importante. Si tratta del termine ultimo oltre il quale i 9 dipendenti della cooperativa dei servizi bibliotecari collegata al consorzio vedranno segnato il proprio destino.